Siamo qui in località Cracchia, Cornedo, dove c'è una voragine che è venuta a manifestarsi negli scorsi mesi e ha creato notevole preoccupazione nei cittadini. Le fauci della terra spalancate sul cielo sopra Cornedo, una voragine ampia 25 metri e profonda 12 in un terreno ricco d'acqua. Queste sono le immagini girate da un drone che ha ripreso dall'alto lo smottamento, che non è il primo nell'area del torrente Poscola, dove a 17 metri di profondità passerà la galleria tra Malo e Castel Gomberto della futura pedemontana veneta. Che si apra un tavolo in cui la politica si prenda la responsabilità di mediare e di aiutare le famiglie. La consigliera regionale Cristina Guarda, che ha depositato un esposto al Ministero dell'Ambiente, chiede un intervento di verifica, anche perché nella zona vivono alcune famiglie che adesso chiedono una perizia approfondita sulla tenuta del terreno e una cauzione di 750.000 euro a garanzia della casa, che temono possa essere danneggiata. Il danno non è costituito solo dal crollo o comunque dal pregiudizio per l'immobile, devono trovare un'altra casa, devono fare un trasloco, è una situazione tragica, vorrei dire, per gente normale abituata alla quotidianità di quei posti.